Tensione a Venezia nella giornata della contestazione. I manifestanti hanno lasciato l'area delle Zattere nella loro zona prevista per spostarsi al ponte dell'Accademia. Scontro con le forze dell'ordine. Nuovo appello alla prudenza del presidente Zaia in vista della finale Italia-Inghilterra, mentre l'Istituto Superiore di Sanità ha inserito il Veneto tra le regioni a rischio moderato, complice il vaccino. I ricoveri restano bassi, sottolinea il governatore. Variante Delta si diffonde soprattutto tra i più giovani teenager con sintomi. Si sono recati al pronto soccorso di Treviso, rivela il direttore generale dell'ULS 2 Francesco Venazzi, alla ricerca di un influencer per sensibilizzare le nuove generazioni. Lite per la musica troppo alta a Pieve del Grappa, un operaio minaccia il vicino di casa, con motosega intervengono i carabinieri. Primo bilancio dei saldi estivi ad una settimana dalla partenza in Veneto, vendite a rilento e commercianti delusi, a pesare ancora troppe incertezze economiche. Medici stressati per colpa della pandemia, l'Ordine dei Medici di Padova ha deciso di sostenerli attivando uno sportello psicologico di ascolto. Sarà Roberto Benigli il protagonista della cerimonia di apertura della mostra del cinema il 1° settembre. Al Lido gli verrà consegnato il Leone d'Oro alla carriera. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque, l'avete sentito ora dai titoli, un pomeriggio davvero di alta tensione a Venezia. I manifestanti hanno lasciato l'area delle Zattere nella loro zona prevista per poi spostarsi al ponte dell'Accademia e qui ci sono stati degli scontri con le forze dell'ordine. Noi ci colleghiamo immediatamente con la nostra Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio che si trovano proprio lì a Venezia. Ilaria, buonasera. Sì, buonasera Daniela, buonasera a tutti i nostri telespettatori. E come potete sentire con le vostre orecchie, il clima è tornato un clima di festa esattamente come era nelle prime ore del pomeriggio, ma intorno alle 17 è iniziato questo corteo che da statico, come avevano preannunciato in qualche modo alcuni degli attivisti che oggi si sono ritrovati qui alle Zattere, in totale circa 1500, è avvenuto al grido di Venezia libera e anticapitalista, un gruppo di circa 300-400 persone ha iniziato a percorrere questo tratto per cercare di dirigersi verso l'Accademia e da lì però sono stati in realtà bloccati. L'obiettivo era quello di arrivare proprio al ponte dell'Accademia, ma lì sono state bloccati dalle forze antisommossa. Inizialmente i due si trovavano a due capi diversi della calle, in cui poi c'è stato il vero e proprio scontro. Noi in questo momento stiamo vedendo le immagini di quello che è stato il momento clou, perché ad un certo punto, quando gli attivisti hanno iniziato ad avanzare, così hanno fatto anche le forze di polizia. In un primo momento sono state lanciate alcune bottiglie di vetro, alcuni ombrelli che poi si sono ovviamente rotti, tanta è stata la foga, e poi qualche bastone, fino a che quando c'è stato il vero e proprio impatto tra le forze dell'ordine e gli attivisti, lì sono iniziati gli scontri più forti. Sono stati lanciati dei fumogeni, alcuni dei quali hanno anche sfiorato noi della stampa, i nostri operatori, tutti i fotografi, i cameraman che stavano cercando di riprendere quanto stava accadendo. Lungo la calle c'erano delle piante molto grandi che sono state ovviamente buttate a terra. Non c'era null'altro perché le forze dell'ordine avevano avvisato i commercianti della zona di ritirare tutto quello che era fuori, quindi i tavolini, le sedie e quant'altro, proprio perché non diventassero oggetto di aggressione da parte degli attivisti. I momenti clou, i momenti forti di scontro sono durati circa una mezz'oretta, dopodiché ad un certo punto gli attivisti hanno indietreggiato e così le forze dell'ordine sono potute tornare indietro. Non hanno dunque raggiunto la zona che si erano prefissati e quindi poi sono tornati indietro e sono tornati qui nel punto di partenza dove inizialmente la manifestazione era stata,
pratica alle Zattere, tornando con la loro musica che adesso si è spenta. Iniziano anche a sbaraccare e intorno alle 19 se ne andranno più o meno tutti, e questo dunque è stato il pomeriggio, con lo scontro avvenuto intorno alle 5 e conclusosi poi tra una cosa e l'altra intorno alle 17:45. La giornata era iniziata in maniera totalmente diversa, con toni totalmente differenti, e lo vediamo proprio da questo servizio. Cambiare il modello in modo che assicuri giustizia sociale, giustizia climatica, perché molto spesso l'economia viene pompata attraverso attività che sfruttano l'ambiente, producono surriscaldamento modificando la biosfera. Questo è lo striscione di We Are the Tide, You Are Only G20, questo è proprio lo slogan, ma soprattutto anche il gruppo, la piattaforma che raccoglie tutti gli attivisti che oggi si ritrovano qui. In poche parole, tradotto per chi non lo sapesse, noi siamo la marea, voi solo G20. Anticapitalista! Hanno deciso di continuare ad investire sui combustibili fossili, quindi scelgono di venire a Venezia, mentre condannano Venezia a morte assieme a gran parte delle città costiere del Mediterraneo. Come ci hanno spiegato molti degli attivisti che sono già arrivati qui, quello che loro oggi vogliono dare è un messaggio che arrivi forte e impetuoso, proprio come una marea, e che vada, diciamo, a superare con tutte le presenze di oggi quelle che ci sono al G20. È importante che le lotte si uniscano, quindi essere qui anche con Non Una Di Meno, con chi lotta per il diritto alla casa, reddito di cittadinanza, tutte le altre lotte, è importante che si uniscano. Ci sono sempre più super ricchi, cresce un gruppo molto piccolo di super ricchi e aumenta, diciamo, un impoverimento complessivo del resto della popolazione mondiale. Non possiamo permetterci la guerra tra lavoratori, tra i poveri. Su questo andremo quartiere per quartiere a sensibilizzare sia i cittadini sia le organizzazioni sociali e quant'altro, per costruire quell'alleanza tra il servizio pubblico, la sanità pubblica e tutto quello che c'è di welfare e quindi di stato sociale. Avete sentito dunque le voci che abbiamo raccolto qui oggi nel primo pomeriggio, una volta che hanno iniziato ad arrivare mano a mano tutti gli attivisti qui alle Zattere. Abbiamo visto anche poco fa dalle immagini, appena rientrati dal servizio, la motovedetta della Guardia di Finanza qui sul Canal Grande che sta ancora presidiando, l'elicottero che continua a sorvolare, perché ovviamente i controlli continuano dal momento che il G20 terminerà domani. Però una cosa importante prima di chiudere e restituire la linea è che è arrivato l'accordo tra i ministri delle finanze e i governatori delle banche d'Italia sulla tassazione delle multinazionali. È proprio questa la comunicazione che è arrivata tramite l'ufficio stampa del G20 Finanze di Venezia. Abbiamo raggiunto, si legge, un accordo storico per un sistema fiscale internazionale più stabile e giusto, si legge nel documento. Quindi, se non ci sono altre notizie, io qui dalle Zattere restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio, che per tutta la giornata hanno seguito, l'avete sentito, il G20. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo ora di Covid. L'Istituto Superiore di Sanità ha inserito il Veneto tra le regioni a rischio moderato. Zaia, la curva in crescita soprattutto tra i giovani, ma i ricoveri restano bassi, dice, appellandosi al buon senso anche in vista della finale Italia-Inghilterra di domani sera. 157 intanto i nuovi casi di positività nelle 24 ore.
Siamo davanti a un fenomeno sicuramente di crescita dei contagi, soprattutto tra i giovani. Ricordiamo che questo non si traduce al momento in ospedalizzazione, quindi non abbiamo pressione negli ospedali. In questo momento il Veneto ha 229 pazienti in ospedale, dei quali 8 in terapia intensiva. La crescita c'è trainata dalla variante Delta, ma almeno per il momento non si traduce in ricoveri e ospedalizzazioni, con i vaccini che continuano a fare da scudo alle forme più gravi. Questo lo stato aggiornato di una pandemia in rapidissima evoluzione e all'indomani del nuovo rilevamento dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha inserito il Veneto tra le regioni a rischio epidemico moderato con riferimento al periodo tra il 28 giugno e il 4 luglio. Allerta ma non allarme, quindi a patto che ciascuno faccia la sua parte, compresi quei giovani che nelle prossime ore sono attesi anche alla prova del tifo per gli europei. Dico che ci vuole attenzione, lo dico soprattutto ai giovani che giustamente magari coccolano anche l'idea di dire ma tanto se mi prendo la variante Delta non avrò sintomi, ma si ricordino che rischiano di diventare vettori, cioè coloro che portano il virus per le case, per le famiglie, e magari intercettando qualcuno di coloro che non si sono vaccinati o ancora non hanno potuto vaccinarsi. Tema della vaccinazione, che è la base anche per la ripartenza più in generale dell'economia, al centro del G20 di Venezia. Qui centrale per Zaia è la lotta alle povertà. Dobbiamo ricordare che c'è una grande parte del mondo che non ha di che sbarcare il lunario, di che cibarsi, e questo non è che può lasciare l'altra parte del mondo che è ormai, come si può dire, in sovrappeso, perché questo è il vero tema, e che possano disinteressarsi di chi non ha cibo. Questo a livello globale, mentre il dibattito politico italiano si sta concentrando sul DDL Zan contro l'omotransfobia, che martedì arriverà al Senato senza un accordo tra le forze di maggioranza. Su questo fronte Zaia si rivolge allo stesso deputato padovano, promotore del provvedimento. Lo dico al presentatore del DDL, trovi un punto di mediazione, non è che uno può portare un provvedimento e dire passa così o niente, non è che la partita di calcio giocate a pallone finché gioco io perché sono proprietario del pallone. Se è vero che il mondo è spaccato a metà su questo DDL, ci sarà pure una metà che lo sostiene questo DDL, ma c'è un'altra metà che ha diritto ad essere rispettata, che dice facciamo delle modifiche per votarlo assieme. Ed oggi a Padova c'è stato proprio il corteo della Pride con protagonista proprio Alessandro Zan, promotore del DDL contro l'omotransfobia, che in vista della discussione al Senato tira dritto. Dobbiamo lanciare un messaggio di inclusione, dice. Intanto 5.000 sarebbero i partecipanti secondo l'Arcigay di Padova. È un fatto molto italiano, perché negli altri paesi europei questa legge è già legge da tantissimi anni. Solo l'Italia, che è l'unico paese fondatore dell'Unione Europea, che non si è ancora dotato di una legge contro i crimini d'odio. E dunque ciò che appare normale negli altri paesi diventa eccezionale nel nostro. Ed è per questo che io ribadisco che questa non è una legge politica, non è una legge che deve dividere la politica, ma è una legge che deve combattere tutte le discriminazioni e le violenze. È per questo che è nata. Purtroppo alcuni partiti, alcune forze politiche l'hanno strumentalizzata per strizzare l'occhio alla parte ancora più arretrata del nostro paese. Invece noi dobbiamo dire bisogna che l'Italia sia più civile, che sia più avanti, perché così ne guadagna tutta la società. E dunque questa è una legge soprattutto per il bene di questo paese, per rendere l'Italia più civile e più inclusiva. La legge cosa fa? Interviene quando c'è un'istigazione all'odio, cioè quando ad esempio delle persone da una tribuna aizzano alla violenza, alla discriminazione, ma questa non è libertà di opinione, cioè dire se mio figlio fosse gay lo brucerei nei forni, lo capisce anche un bambino che non è una libertà di opinione. Poi tutti possono dire quello che vogliono, siamo in una democrazia per fortuna e nessuno potrà mai comprimere la libertà di opinione di nessuno. E torniamo ora a parlare di Covid e di contagi, perché a Treviso c'è una situazione delicata per quanto riguarda la variante Delta, allarme per i giovanissimi che si stanno recando al pronto soccorso con i sintomi. A lanciarlo è il direttore dell'ULSS 2 Benazzi, alla ricerca di un influencer per convincere i ragazzi a vaccinarsi. Questa variante Delta ha dimostrato di essere altamente
ovviamente contagiosa e invasiva. Ne abbiamo il segno il fatto che ci siano arrivati anche in pronto soccorso, per fortuna poi anche dimessi dal pronto soccorso, ragazzi di 16-17 anni che erano positivi con sintomi, cosa stranissima, comunque l'abbiamo avuta anche noi a Treviso. Un fenomeno preoccupante già riscontrabile nella pratica clinica, quello dei giovanissimi contagiati dalla nuova variante che si stanno rivolgendo ai pronto soccorso della Marca. A tracciarne l'identikit è lo stesso direttore generale dell'ULSS 2. 15-16 anni con sintomi, quindi con febbre, con malessere, che sono stati visti, poi sono stati rimandati ovviamente a casa in quarantena e seguiti dai nostri medici delle USCA. Per fortuna nessun ricovero, però è chiaro che effettivamente il virus non si è fermato perché c'è il caldo. Questa è la fotografia di Benazzi che rilancia l'appello di sempre, oggi più che mai urgente. Il messaggio è questo: si vaccinino anche i giovani, quelli dai 12, i ragazzi dai 12 fino ai 19-20 anni, perché è fondamentale creare quell'immunità di gregge che altrimenti non riusciremo a raggiungere. Ma per coinvolgere davvero il target più giovane serve parlare la stessa lingua. Adesso io stavo cercando anche qualche influencer, cioè che possa far breccia sui ragazzi per far girare in Facebook, far girare un video dove questo influencer dice ai ragazzi: guardate che non c'è pericolo, non c'è rischio, fate un vaccino sicuro che si chiama Pfizer, per cui vaccinatevi per voi, per i vostri amici, per poter fare un'estate serena. La caccia all'influencer è quindi aperta e si cercano volontari. Io ho lanciato il messaggio e vi chiedo anche di darci una mano, uno che faccia breccia tra i ragazzi, di modo che facciamo questo video e vediamo di portare a casa questo risultato. Ci basterebbe arrivare al 60-65%. Un obiettivo importante se si considera che attualmente solo un ragazzo su 3 ha ricevuto una dose di vaccino o si è almeno prenotato. Anche per questo, guardando alle finali degli europei e alla movida tipicamente estiva, il consiglio non può che essere uno. E si può festeggiare senza ovviamente abbracciarsi e senza stare attaccati. Ecco, credo che questo sia fondamentale. Siamo ora alla cronaca dal Trevigiano, lite fra vicini per la musica troppo alta, un operaio brandisce una motosega contro l'alto, scatta la denuncia. La musica troppo alta sarebbe la causa di una violenta lite fra due vicini di casa. È accaduto qualche giorno fa a Pieve del Grappa, in un pomeriggio di afa e caldo. Gli animi già alterati, probabilmente fra i due non corre buon sangue. Ad un tratto un 51enne esasperato ha chiesto al vicino, un operaio di 54 anni, di abbassare il volume della musica. Una richiesta che ha immediatamente innescato la lite. Sono volate parole grosse, ma non solo, perché il 53enne, che aveva in mano una motosega, l'ha brandita contro il vicino con tanto di minacce. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri che hanno riportato la calma, ma l'operaio è stato denunciato per minacce. Partiti i saldi, ma vendite a rilento e commercianti delusi. Una partenza deludente, o meglio una partenza con il freno a mano tirato. I saldi estivi al momento non stanno esprimendo al meglio l'effetto sperato sul commercio. Pochi acquisti, affluenza ridotta nei negozi e incassi inferiori rispetto non solo al 2019 ma anche al 2020. Sullo sfondo l'incertezza e la crisi provocata dalla pandemia. L'economia ha sofferto in maniera importante, pensiamo alla cassa integrazione, pensiamo a chi ha perso magari lavoro, chi ha avuto minori ricavi, imprese che soffrono, per cui indubbiamente c'è stato un problema di partenza. I segnali di ripresa però ci sono, secondo uno studio di Confesercenti Veneto Centrale. A Padova il 74% ha dichiarato di voler acquistare in saldo e si stima un volume di affari attorno ai 42 milioni di euro. Un trend simile anche ad altre province come Treviso, dove si stima che la spesa media per famiglia durante i saldi sia di 150 euro. Quindi la speranza è che questa debole partenza possa essere superata con uno sprint finale, e questo per le associazioni di categoria conferma la necessità di posticipare la data di partenza delle svendite, proprio come era successo nel 2020 quando i saldi iniziarono ad agosto. Bisognerebbe rivedere, come è stato fatto lo scorso anno d'altronde, il momento di partenza dei saldi, perché i saldi sono le vendite di fine stagione e l'appeal dei saldi è proprio lì, nella parola saldo. Poi se facciamo delle cose diverse, chiamiamolo in maniera diversa. L'invito che io ho sempre fatto e faccio ormai da anni, collochiamo i saldi
a fine agosto per quanto riguarda i saldi estivi e a fine gennaio per quanto riguarda i saldi invernali. Medici stressati per colpa della pandemia, l'Ordine dei Medici di Padova ha deciso di sostenerli attivando uno sportello psicologico di ascolto. Da 18 mesi sono in prima linea nella lotta alla pandemia, un carico di lavoro che ha messo sotto pressione gli ospedali che non hanno mai sospeso le altre attività essenziali come l'oncologia, la chirurgia d'urgenza e tante altre specialità. I medici in queste settimane sono nuovamente sotto stress perché mentre le strutture ospedaliere si iniziano a svuotare di pazienti Covid, tornano ad aumentare gli accessi in pronto soccorso. Chiaramente la difficoltà di lavorare in un ambiente difficile, in un ambiente pericoloso, ha portato i medici ad avere grandi momenti di depressione, grandi momenti di pressione, oltre alla fatica fisica, soprattutto la necessità di mantenere la concentrazione mentale. Questo ha provocato in molti colleghi, in molti di noi, ma posso dire anche per quanto mi riguarda, delle difficoltà. La vita stravolta professionalmente ma anche sul fronte degli orari e sul piano familiare, l'incubo di portare il virus a casa e contagiare i parenti, la paura ma allo stesso tempo il ruolo fondamentale di curare e infondere speranza ai malati. Per tanti medici un carico di stress enorme, per questo l'Ordine dei Medici di Padova ha preso una decisione importante. Per cui abbiamo pensato di avere uno sportello psicologico a disposizione dei colleghi e delle colleghe in difficoltà, in modo da ricentrare la visione di sé, ecco, che, ripeto, non è una malattia, cioè quello non è uno sportello per alterazioni mentali, è proprio perché è stato un periodo di grossi conflitti interiori, di grossi contrasti tra quello che dovevi fare e la tua collocazione nel mondo, anche la perdita dei ritmi della vita per questi turni continui. Lo sportello sarà un punto di ascolto per i medici che di fatto stanno ancora combattendo una battaglia ancora non vinta contro il virus. A circa 2 settimane dalla presentazione del programma, il direttore del Festival del Cinema, Alberto Barbera, fa il punto sul grande lavoro di selezione ormai addirittura d'arrivo e ci regala un'anticipazione in esclusiva. Il Leone d'Oro a Benigni verrà consegnato mercoledì 1 settembre al Lido nella cerimonia di apertura. Alberto Barbera, allora Roberto Benigni potrebbe venire la prima serata. Questa è l'idea, mancano ancora 2 mesi e quindi c'è tempo per confermare il tutto, ma l'idea è di aprire con Roberto. Il direttore della 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, ci regala questa preziosa anticipazione. Il Leone d'Oro, la carriera della Biennale a Roberto Benigni, sarà consegnato mercoledì 1 settembre al Lido durante la cerimonia di apertura del festival. Benigni salirà sul palco della Sala Grande insieme alla madrina Serena Rossi a rappresentare nel segno dell'eccellenza più alta la ripartenza dell'Italia dopo la pandemia. Per quanto riguarda il lavoro di selezione dei film, invece, siamo alle battute finali. I lavori stanno andando benissimo, siamo in chiusura di programma, io spero la settimana prossima di riuscire a mettere la parola fine su questo lungo processo di selezione e poi ci saranno alcuni aggiustamenti da fare, qualche piccolo dettaglio da sistemare, però ormai siamo veramente prossimi alla conclusione. Sicuramente un programma di grandissima qualità, lasciatemi dire forse superiore agli anni passati. In Laguna torneranno in massa le star americane, anche se il virus preoccupa ed è vietato per tutti abbassare la guardia. Possiamo solo sperare di avere meno limitazioni del consueto, anche perché sappiamo che verrà molta più gente, avremo molti più ospiti, molti più accreditati, molti più professionisti e più pubblico dell'anno passato, quindi l'augurio è di poter avere anche una capacità delle sale adeguata al numero di spettatori. Le produzioni americane già cercano biglietti per la serata inaugurale, vero? Sì, è vero, gli americani tornano alla grande alla mostra del cinema, naturalmente la prima cosa che cercano di fare è, come al solito, accaparrarsi quanti più biglietti possibili. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata.
Bentrovati al meteo. Bel tempo, ma la rovente massa d'aria dell'anticiclone africano inizierà a guadagnare nuovo terreno sul Mediterraneo centrale, sull'Italia, spingendo ancora più su i termometri. Vediamo la situazione. Sul Veneto la grafica di domenica 11 luglio ci mostra una situazione tranquilla. La giornata infatti trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, di un cielo sereno o al massimo velato. Qualche addensamento sui rilievi, ma senza conseguenze. Temperature in nuovo aumento, minime tra 17 e 23 gradi, valori massimi compresi invece tra i 28 e i 33 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove anche qui sarà soleggiato al pomeriggio, però non si escludono degli acquazzoni sui rilievi. Temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime sui 31-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, qualche pioggia sui confini alpini, altrove bel tempo soleggiato. Temperature minime intorno ai 19-22 gradi, massime sui 32-33 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.